Gruaro del piccolo Bilal Curtesi, la procura apre un fascicolo, investito caduto dal cofano, nessun auto pirata, si indaga nella cerchia familiare disposta all'autopsia. Lo zio del piccolo parla di disgrazia, un incidente maturato in una famiglia che vive ai margini della società, come racconta la signora che da anni e senza alcun sostegno cerca di aiutarli. Dalla Speed Line una colletta per la mamma di Alessandro Furis, morto ieri a Milano in sella alla sua Ducati. I colleghi devolveranno l'equivalente in denaro di un'ora di lavoro. Protesta dei comitati cittadini in Consiglio Comunale a Venezia, all'ordine del giorno il contributo d'accesso. Questa città non deve diventare un museo, scandiscono i manifestanti. Avanti tutta con il ticket d'ingresso a Venezia entro Pasqua 2024, così il sindaco oggi parlando della fase di sperimentazione anticipata da una campagna di comunicazione internazionale. L'armatore veneziano Beppe Caccia sfida il governo, già pronto a salpare con Mare Jonio in barba alle disposizioni da Roma. Non cederemo alla salvaguardia del rispetto per la vita umana, dice. ITA Alert, dal 21 settembre l'SMS di allarme che arriverà sul cellulare di tutti i veneti. Si tratta di un test contro le eventuali emergenze in atto o che si potrebbero verificare. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli, lo avete sentito, sono ancora tutte da chiarire. Le cause della morte di un bimbo di appena 1 anno e mezzo, accaduta ieri sera a Mazzolada, frazione di Portogruaro. Da una parte i familiari che parlano di caduta accidentale, dall'altra i carabinieri e la procura che stanno indagando su un possibile investimento del piccolo da parte di un'auto. Tu mi dici che praticamente, senza che ti faccio vedere, cioè la macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato sul cofano della macchina e il bambino è caduto. Ha battuto la testa. E ha battuto la testa. Racconta così lo zio di Bilal Curtesi come si è consumata la tragedia su questa strada di Mazzolada, frazione a sud di Portogruaro, dove il piccolo di 1 anno e mezzo è morto ieri sera. Il fatto è accaduto alle 5:30. Qualche minuto prima era venuto mio fratello dal centro, probabilmente era andato a fare la spesa e ha lasciato la macchina davanti al cancello di casa che stava scaricando. Una caduta rovinosa, testimoniata da queste macchie di sangue. Poi il bimbo che non risponde e la folle corsa all'ospedale. Il fratello minore di me è corso in ospedale e l'ha portato. Ovviamente non è morto sul colpo. Quando però il bimbo arriva al pronto soccorso non c'è già più nulla da fare. Una disgrazia quindi che però secondo i carabinieri si sarebbe consumata in tutt'altra versione, rafforzata dalla prima analisi sul corpicino fatta dal medico legale. Le lesioni gravissime al capo, si parla di sfacelo cranico, sarebbero più compatibili con un investimento e il bambino ha finito con la testa sotto ad una ruota. La procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta anche con l'ipotesi di omicidio colposo. Per giovedì prossimo sarà svolta l'autopsia, mentre i carabinieri hanno acquisito la registrazione della telefonata giunta al 118, seguita dalla folle corsa verso l'ospedale. Il mio fratello aveva chiamato anche l'ambulanza, e ovviamente l'hanno aspettato l'ambulanza non è arrivato e ha visto che non arrivavano i soccorsi, ha preso la macchina e è andato lui. In quel frattempo lì l'ambulanza c'era già lì al pronto soccorso, non si è mossa neanche. Una disgrazia maturata all'interno di un contesto difficile per una famiglia che vive ai margini della società, come ci ha raccontato una signora che da anni e senza alcun sostegno né dal comune né dal volontariato sociale li sta seguendo nella loro quotidianità. Il sangue e i cerchi di gesso sull'asfalto raccontano chiaramente la tragedia che si è consumata ieri sera in via Loredana Mazzolada di Portogruaro. Siamo nel profondo Veneto orientale, dove piccoli borghi si alternano a vaste aree coltivate a prosecco o cereali. E qui, da oltre 20 anni, si è insediata la famiglia Curtesi, originaria della Serbia. Il recupero metalli è la professione dichiarata e la serie di auto, ma soprattutto le carcasse presenti un po' dappertutto, denotano una vita difficile ai margini della città, in una via dove non c'è nemmeno l'illuminazione pubblica. Ad assistere questa famiglia allargata, Donatella Molin, che sottolinea non appartenere ad alcuna associazione, ma che non vuole lasciare questa famiglia al loro destino. Sono anni che
lanciamo un grido di aiuto a questa famiglia. Loro sono in 21 persone, ci sono 11 bambini piccoli, è una famiglia con dignità, perché non è vero che i Rom rubano, che fanno tutte queste cose qua, che i bambini non sono amati, perché non è vero, che bruciano le cose, non è assolutissimamente vero, e che sono stati abbandonati, purtroppo sono ai margini della società. A me dispiace tantissimo per la mamma che è in attesa del terzo bimbo, ed un dolore come tutte quante le mamme e le nonne quando perdono un bambino. Ovviamente affranti oggi. La mamma è una creatura, ha 18 anni, è una farfalla da tanto esile, si figuri perdere un figlio, guardi che il dolore è uguale per tutte le persone, non è perché uno è rom, perché uno è sinto, assolutissimamente no, come il pregare, loro pregano all'anno i loro periodi come noi andiamo in chiesa, e il dolore di una mamma è enorme. Donatella non si esprime sulla dinamica della disgrazia perché tutti ora pensano solo ai funerali. Io vengo solamente per portare una parola di conforto, adesso vedo cosa posso fare per loro anche dal punto di vista economico, perché quando fanno i funerali verranno a tutta la comunità della Serbia, quindi io adesso sto andando alla ricerca di coperte, di lenzuola, di piatti, perché è giusto così, insomma. Una colletta per donare un'ora e più del proprio lavoro alla mamma di Alessandro Furis, il motociclista di 30 anni di Martellago, morto ieri mattina a Mirano mentre in sella alla sua Ducati si stava recando al lavoro a Santa Maria di Sala. È quanto hanno deciso i colleghi della Speedline dopo aver appreso la notizia della tragedia. Ieri mattina lo aspettavano per seguire insieme un corso di formazione ignari che purtroppo ad attendere Alessandro sarebbe stato un altro tragico appuntamento. Ancora da stabilirsi la data dei funerali, mentre il 27enne di Mirano, che era la guida dell'auto con cui Alessandro si è scontrato, è stato iscritto nel registro degli indagati come previsto dalla normativa vigente per il reato di omicidio stradale, anche se al vaglio della dinamica del sinistro pure l'alta velocità con cui sembra procedesse la moto. Indaga la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Ed ora invece parliamo della protesta dei comitati cittadini in Consiglio Comunale questa sera lì a Venezia. All'ordine del giorno il contributo d'accesso. Io vedo già nel nostro schermo il nostro Filippo Fois. Filippo, buonasera, come sta andando? Buonasera Daniela, diciamo che in questo momento la situazione si è davvero calmata, però nelle ultime ore abbiamo visto di tutto. Sono cominciati adesso, è cominciata solamente adesso, sono le 7:07, la votazione dei subemendamenti al contributo d'accesso. È difficile perché stavo ascoltando, scusate anche che cosa stanno dicendo, ci sono state almeno 4-5 interruzioni, l'ultima è stata quella più per così dire drammatica al termine di uno scontro verbale molto forte tra il sindaco Luigi Brugnaro e Gianfranco Bettin, ex vice sindaco di Venezia, che si è conclusa poi con una bagarre attorno al tavolo della giunta, perché tutti i consiglieri si sono alzati in piedi. Poco prima alcuni rappresentanti dei centri sociali se n'erano andati dopo aver trascorso praticamente 30 minuti di botta e risposta. Durante il pomeriggio c'erano state altre 2 interruzioni, tra cui una di un gruppo che non abbiamo ancora ben identificato, che è contro la Smart Control Room. Insomma, ne sono successe veramente di tutti i colori, quasi il dibattito politico quasi scende in secondo piano di fronte allo spettacolo che abbiamo visto questo pomeriggio. Naturalmente il provvedimento verrà votato perché ci sono i numeri per farlo passare, ma il dibattito che abbiamo, se vogliamo chiamarlo così, quello che abbiamo visto questo pomeriggio veramente ci dice che forse per Venezia si meriterebbe qualche cosa di più. Io ti restituirei la linea, Daniele. Grazie davvero a Filippo Fois. Dunque avanti tutta con il ticket di ingresso a Venezia entro Pasqua 2024, così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oggi parlando della fase di sperimentazione anticipata da una campagna di comunicazione internazionale. 20 giorni all'anno faremo la sperimentazione e questi dubbi, queste pubblicità, tutte queste cose speriamo si sciolgano. Quando ho fatto, ho capito che ho finito il tempo, ma quando ho fatto, quando ho proposto di fare le priority sui battelli, i primi 15 giorni mi hanno massacrato.
tanti, accusandomi di violare la Costituzione, i diritti costituzionali, eccetera. Dopo 15 giorni ho visto che la roba funzionava, perché la signora che doveva andare a prendere il bambino a scuola poteva passare davanti i turisti. Non è successo niente, adesso la vogliono tutti, anche su posti dove non c'è neanche spazio per farlo, dove Gindo. E io ho detto, ma cosa ti fa a priori, ti Gindo, ti sorella, chi passa davanti, capito? Cioè questo è. Si tratta di fare delle sperimentazioni, non è mai stato fatto in nessuna parte del mondo. In nessuna parte del mondo. Dobbiamo sperimentare, dobbiamo provare con umiltà, aspettandoci anche tutte le critiche giuste, legittime, ci possono essere, risolveremo tutti i problemi. Però è nell'interesse della vita della città che tutti dichiarano di volere. Adesso si parte quando, secondo lei, dopo il voto di oggi? No, si parte il prossimo anno, abbiamo detto, sarà in primavera. Io penso forse le vacanze di Pasqua, là, quei giorni di Pasquetta. Noi guarderemo la serie storica dell'anno scorso, comunicheremo con ampio anticipo a tutti, faremo una campagna sia nazionale che internazionale per raccontare, perché tutti sappiano, agenzie eccetera. Chi viene e soggiorna in albergo non ha nessun problema, perché facendo la prenotazione in albergo avrà automaticamente il QR code, se si tratta di quelle giornate lì. Chi invece viene in giornata e potrebbe venire un altro giorno, saranno il sabato, le domeniche, le festività immagino, magari sceglie di venire un giorno meno affollato. Tutto qua, saranno 20 giorni di sperimentazione e non vogliamo danneggiare nessuno, e così sarà. Sbarcate le attrezzature di soccorso o vi arrestiamo. La minaccia del governo italiano contro la Mare Jonio dell'armatore veneziano Beppe Caccia, già pronto a salpare con il suo equipaggio e in barba alle disposizioni da Roma. L'armatore veneziano della Mare Jonio Beppe Caccia, 54 anni, che insieme ad altre attiviste ha dato vita a Mediterranea, organizzazione che ha lo scopo di salvare i naufraghi in mare, contro la minaccia del governo italiano di sbarcare le attrezzature di soccorso a bordo o scatta l'arresto. Noi, dice Caccia, siamo già pronti a salpare. Così nel pomeriggio, insieme al suo equipaggio, con il comandante capomissione Malosu, poco prima di rilasciarci questa intervista. Il nostro governo probabilmente non vuole che nessuna nave battente bandiera italiana sia certificata per il servizio di soccorso, cosa che invece ci è stata riconosciuta dal registro italiano navale. L'ordine e l'intimidazione del governo sono arrivati all'esito della visita ispettiva condotta dalle autorità marittime italiane a bordo della nostra Mare Jonio, specifica Caccia, ricordando come la Mare Jonio sia l'unica punto della flotta civile di soccorso battente la bandiera del nostro paese. La nave Mare Jonio di Mediterranea Heavy Humans è pronta a partire. Abbiamo subito una lunga e accurata ispezione da parte della Capitaneria di Porto e abbiamo rinnovato tutti i certificati che da sempre la Mare Jonio possiede. Ad oggi però ci è negato il certificato di salvataggio, la certificazione è relativa al salvataggio, ma è un volere politico questo, non è un problema tecnico della nave. A nulla è valsa la minaccia dell'arresto fino a 3 mesi di reclusione con le relative sanzioni pecuniarie in barba ai problemi burocratici cui sarebbe stata ancora una volta negata la certificazione come nave da salvataggio e rescue. Il soccorso civile in mare della Mediterranea continua, conclude Caccia, per il tramite della sua portavoce. Dall'inizio dell'anno, da gennaio del 2023, abbiamo più di 2.300 morti nel nostro mare e invece di chiedere a tutte le imbarcazioni che navigano nelle acque del Mediterraneo centrale di dotarsi di maggiori dotazioni di sicurezza, a noi viene imposto di sbarcarle. Lo troviamo veramente vergognoso e un oltraggio alla vita umana. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo alla politica, fuoriuscite degli scontenti dalla Lega per il presidente del Veneto Zaia. Non si può lasciare l'aereo solo perché si sentono turbolenze e dice sarò a Pontida dove c'è la vera Lega. Questo è un grande viaggio e se ogni volta che senti una turbolenza in volo ti alzi, va dal pilota e dici fammi scendere, finisce che tu non arrivi mai alla fine. Si va avanti anche se l'aereo sente delle turbolenze, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, riferendosi alle fuoriuscite dalla Lega di queste settimane e alla campagna acquisti che sta portando avanti il coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi. Io mi occupo di amministrazione, non di politica, ribadisce per l'ennesima volta, ma poi prosegue. Io sono della Lega, resto nella Lega, non azzardatevi mai a scrivere altre robe, nel senso che se i cittadini vogliono sapere cosa faccio io non mi pongo neanche il dubbio.
Ne ho vissute tante, perché la Lega è la storia della vita, cioè un partito che comincia ad avere più di 30 anni. Ho visto la Lega al 38%, l'ho vista al 2,8%, l'ho rivista su al 16%, cioè ho visto di tutto. Ma ho visto anche Renzi al 42% in Veneto nel 2015, ho visto anche la Forza Italia al 30 e oltre per cento, quasi al 40% in Veneto, ho visto oggi abbiamo Fratelli d'Italia, è la storia della vita. Alcuni degli scontenti del Carroccio, pronti ad andarsene, sarebbero proprio dei suoi assessori. Non cita Roberto Marcato, lì il discorso sarebbe troppo complesso, ma accenna a Giampaolo Bottacin e Federico Caner. Ma perché deve andare via Caner? Sta facendo il suo 22esimo, 23esimo anno di regione. È un assessore al quale io ho affidato con fiducia agricoltura, turismo, un sacco di deleghe, cioè importanti, sta seguendo bene il settore, non c'è altro da aggiungere. Nel senso, da un punto di vista mio, io non ho nulla da recriminare all'assessore Caner, tantomeno all'assessore Bottacin. Dopodiché, attenzione, cioè, non siamo in un carcere. Nessuno è costretto a rimanere con la forza, dunque. Infine descrive la Lega, che lui desidera e sostiene progressista, dice, e moderata. La Lega vive finché ha identità ed ha un progetto politico che è quello che noi portiamo. Probabilmente abbiamo una colpa. In Italia si parla tantissimo di federalismo, penso che non ci sia più un cittadino che non sia federalista in Italia. Questo è merito della Lega, dovremmo dirlo un po' di più. Ciò non toglie che noi dobbiamo avere rispetto per le idee di tutti. IT Alert dal 21 settembre, l'SMS di allarme che arriverà sul cellulare di tutti i veneti. Si tratta di un test contro le eventuali emergenze in atto o che si potrebbero verificare. Questo è un messaggio IT Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. IT Alert, questo è il nome della app che dal prossimo 21 settembre invierà un SMS a tutti i veneti. Il segnale è chiaro e univoco, arriverà l'SMS con un fischio, quindi con una nuova suoneria. Di cosa si tratta, Assessore Bottacin? IT Alert è il nuovo sistema di allertamento pubblico nazionale gestito direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e ha lo scopo di inviare a tutti i telefonini in maniera indistinta che si trovano in una determinata zona che potrebbe essere, come dire, investita da un evento calamitoso piuttosto che altro tipo di emergenza, dei messaggi per aiutare la popolazione a conoscere sia l'evento e sia quello che ciascuno può fare per cercare di ridurre il rischio a cui è esposto. Si tratta di un test per verificare che il sistema funzioni e che decolla anche in Veneto in via sperimentale l'SMS per ridurre al minimo l'esposizione al rischio dei cittadini, ovvero per eventi di emergenza in corso che si potrebbero verificare, quali fatti di natura sanitaria, situazioni meteo rilevanti, incidenti industriali, maremoto e situazioni di rischio dighe. Così come anche norme comportamentali come quelle quando c'è una piena di stare distanti dai ponti. Sembra banale, ma io verifico ogni volta che c'è una piena, è pieno di persone che vanno sui ponti o sugli argini esponendosi a un rischio inutile. Quindi credo che sia uno strumento che può essere utile anche per creare e migliorare una cultura della sicurezza in ogni singolo cittadino. Anche in Italia deve esserci una legge sul salario minimo, come nella maggior parte d'Europa. Alleanza Verdi-Sinistra lancia la campagna firme anche in Veneto. 9 euro all'ora lordi sono il minimo per un salario degno di questo nome. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quante volte è stato disatteso l'articolo 36 della Costituzione italiana? Nell'Unione Europea 21 paesi su 27 hanno un salario minimo aggiornato in base all'inflazione. Alleanza Verdi-Sinistra sta raccogliendo firme perché lo abbia anche l'Italia. Noi abbiamo presentato una proposta di legge in Parlamento perché in Italia, dove non c'è questa previsione, non c'è nemmeno la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di affrontare una inflazione galoppante, l'insicurezza sul posto di lavoro e nel posto di lavoro, una precarietà che è davvero
vergognosa che riguarda soprattutto le giovani donne e i giovani uomini. Tra il 2006 e il 2017 la quota dei lavoratori poveri in Italia è passata dal 17 al 22%. Secondo Eurostat, quasi il 12% dei lavoratori riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali. Dal Lido di Venezia, dove è stata lanciata la campagna firma in Veneto, Alleanza Verdi Sinistra ammonisce. Succede anche nella nostra regione. Ci sono interi settori produttivi nel Veneto che sono inseriti in posizione subalterna nelle catene globali del valore e il tema dunque è quello che in questi settori sono i lavoratori che pagano il prezzo della competitività con una contrazione estrema del costo del lavoro. Non solo, ci sono anche altri settori a basso valore aggiunto, pensiamo ad esempio a tutto il tema della ristorazione, in cui la misura del salario minimo è una misura necessaria e urgente. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce, il transito di una debole perturbazione aumenterà la probabilità di temporali. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 settembre. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, come ci mostra la grafica. Tuttavia avremo una nuvolosità più consistente sulle zone montane con frequenti rovesci. Verso sera localmente potranno interessare anche le zone di pianura. Temperature stazionarie o in locale variazione, minime sugli 11-20 gradi, massime comprese tra 25 e 31 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà migliore al mattino, cielo variabile poi con probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio, meno probabili tuttavia sulle zone costiere. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo, come vediamo, risulterà variabile con sole e nubi in giornata alternati a rovesci o temporali. Temperature minime intorno ai 12-16 gradi, massime sui 26-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.